È di tre morti il tragico bilancio dell'incidente avvenuto all'alba di oggi, sabato 9 maggio, lungo l'idrovia Sant'Anna, nella frazione di Calino di Chioggia. Un minivan con a bordo 9 persone è uscito di strada poco dopo le 6:30, finendo ribaltato nel canale all'altezza dell'idrovora Busiola. 6 occupanti sono riusciti a salvarsi uscendo autonomamente dal mezzo, mentre altri 3 uomini, tutti di origine nordafricana, non c'è stato nulla da fare. Tra i primi ad arrivare sul luogo dell'incidente il sindaco di Chioggia Mauro Armelao, che ha espresso cordoglio e preoccupazione per la sicurezza di quel tratto stradale. Sono tutti stranieri, gente che da quello che ho saputo insomma lavorava regolarmente anche nel nostro territorio, però comunque sono 3 vite che non ci sono più in questo momento. Adesso io non so se siano con figli a casa, con la moglie, e questo ovviamente lo accerteremo, però queste cose qua insomma servono a riflettere che quando si è in strada bisogna comunque stare attenti, anche perché chi è abituato a frequentare Calino sa che ci sono queste curve vicine appunto alle chiuse qui. Però abbiamo già dato anche un incarico, sono venuto qui sul posto a rendermi conto che con i lavori pubblici se dobbiamo ripristinare un po' la zona e metterla in sicurezza. E abbiamo già dato un incarico un po' di tempo fa anche proprio per progettare una strada che da strada Margherita, quella che arriva dalla Romea, si colleghi appunto all'altra parte di Calino, evitando appunto queste curve che sono comunque diciamo strette e anche pericolose. Ecco. Sono tutti lavori credo stagionali, sa che ci sono incontrati ovviamente stagionali per il periodo estivo, proprio per la raccolta delle carote, delle cipolle, del radicchio, se c'è il periodo del radicchio, e adesso parleremo anche con loro, cercherò anche di capire chi è il datore di lavoro di questi 3 ragazzi, insomma adesso non so neanche l'età ancora, quindi vedremo insomma come fare, insomma sono sempre fatti che colpiscono comunque la comunità, ecco. Purtroppo Chioggia ha questo triste primato, no? Anche tra Romea e altre strade purtroppo siamo sempre coinvolti in questi incidenti, però io dico sempre a tutti di prestare attenzioni quando si è alla guida, insomma, andar piano, andar tranquilli e pensare anche alla propria vita e a quella dei propri cari, perché adesso eh, la parte peggiore è quella dei familiari e degli amici, insomma, abbiamo visto prima qualche scena che non è, diciamo, bella da vedere, però purtroppo questa è la triste verità. Adesso abbiamo già avvisato l'impresa di mettere quantomeno dei New Jersey in cemento, che ci siano anche delle luci che vadano a segnalare in attesa del ripristino, poi bisognerà sentire anche con le assicurazioni di mezzi e tutto, perché qui penso sia una parte che è di competenza anche del consorzio di bonifica, quindi insomma bisogna capire anche come intervenire, però intanto dobbiamo metterla in sicurezza, a me interessa mettere in sicurezza quel punto con dei New Jersey in cemento, ho chiesto proprio che siano saldi, che siano ben fissi, proprio per scongiurare ovviamente delle entrate nel canale qui davanti proprio da autovetture che magari appunto non conoscono la strada.